Ben ritrovati dalla redazione. Sono profondamente convinto che ogni giovane studente sia come una lampada ad olio che aspetta solo il fuoco per accendersi. La scuola innovativa deve essere quel fuoco. Lo ha detto il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, concludendo il discorso tenuto al Castello di Miramare a Trieste, dando il benvenuto ai ministri del G7, i rappresentanti dell'Unione Europea, dell'Unione Africana, dell'Ucraina, del Brasile e delle organizzazioni internazionali per il G7 Istruzione, i cui lavori si aprono oggi, illustrando la scelta del luogo caduta su Trieste in quanto città che rappresenta lo spirito del multilateralismo. Valditara ha riaffermato il valore universale e il ruolo centrale dell'istruzione in merito a molte sfide globali e per raggiungere gli obiettivi del G7 di crescita sociale ed economica, accelerazione e sostegno dell'innovazione tecnologica, prosperità e pace. Le emissioni di ozono nell'atmosfera hanno superato il valore di 120 microgrammi per metro cubo, soglia sopra la quale il Comune di Trieste corre ai ripari, invitando le fasce più sensibili della popolazione ad adottare opportune precauzioni durante i giorni. I valori oltre il limite sono previsti, come sottolineato dall'ARPA del Friuli Venezia Giulia, nelle giornate di oggi e domani, e per questo motivo l'azienda sanitaria Giuliano Isontina ha dato indicazioni precise. Secondo l'allegato di Asugi, le concentrazioni di ozono al di sotto dei 120 microgrammi per metro cubo si possono considerare livelli nei quali gli effetti acuti per la salute sono di minore entità. Il TAR regionale ha accolto il ricorso del Centro Culturale Islamico Darus Salam contro l'ordinanza emessa dal sindaco Anna Maria Cisint nel novembre del 2023, in cui veniva inibito l'utilizzo dell'edificio di via Duca d'Aosta come moschea. La sentenza di accoglimento del ricorso presentato dall'avvocato Vincenzo Latorraca è stata emessa dalla sezione 1 del TAR, presieduta dal giudice Carlo Modica de Mohatz alla fine del mese di maggio, e pubblicato ieri. Il ricorso del centro culturale viene definito ad inizio sentenza fondato. La visita del Papa e le iniziative della settimana sociale dei cattolici impongono alcuni limiti anche alla notte dei saldi, confermata per sabato 6 luglio, ovvero la vigilia dell'arrivo del pontefice. Nello specifico, per quella serata non sono previste limitazioni o chiusure momentanee al traffico veicolare, a differenza dello scorso anno, quando per rendere più gradevoli gli acquisti erano state previste le chiusure al traffico, ad esempio in via Mazzini e in Corso Italia. Va tenuto conto che l'importante appuntamento con Papa Francesco per quelle giornate prevede una lunga serie di provvedimenti alla viabilità in termini di sicurezza che hanno reso impossibile intervenire con altre momentanee ordinanze. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: su pianura e costa cielo in genere sereno o poco nuvoloso, su zona montana poco nuvoloso al mattino, variabile o nuvoloso nel pomeriggio, quando sarà ancora possibile qualche isolato rovescio temporalesco, venti a regime di brezza, temperature massime in deciso aumento. Temperature minime in pianura fra 17 e 19, le massime fra 30 e 32, sulla costa minime fra 20 e 22, le massime fra 25 e 28 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.